Si è da poco conclusa la partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A2 tra il Castiglione e il Prato, partita che ha visto la squadra locale vincere per 4-1, muovere la classifica, guadagnare i primi 3 punti della stagione. Una partita che nel primo tempo è stata ben giocata dalla formazione del Castiglione, nel secondo tempo forse c'è stato un po' di rilassamento, ma nel complesso diciamo una vittoria meritata. Sì, innanzitutto 3 punti ce li siamo guadagnati con tanto lavoro che abbiamo fatto in queste settimane e sì, il primo tempo abbiamo giocato bene, siamo stati aggressivi, siamo stati pronti a ripartire e nel secondo tempo diciamo che abbiamo un po' più gestito la partita, il punteggio era abbastanza largo e siamo rimasti dietro a coprire, insomma. Poi purtroppo la partita nel finale si è un po' innervosita, forse per alcune decisioni arbitrali che non sono state ben digerite dalla formazione ospite, qualche cartellino blu, ma nel complesso diciamo una partita corretta fra queste due formazioni. Sì, la partita diciamo fino alla fine, mancava 10 minuti del secondo tempo, è stata abbastanza corretta, non sono stati falli clamorosi e io credo che nemmeno nel finale, insomma sì c'è stato qualche screzio, ma niente di che, insomma, un gioco regolare. Insomma. Come si dice, il lavoro paga, questa settimana avete lavorato sodo per conquistare questi primi 3 punti, ora non ci culliamo sugli errori, prepariamo la prossima partita che sarà? La partita sarà a Forte dei Marmi domenica e quindi è una squadra giovane, corrono molto, la pista è grande, vediamo un po' di portare a casa anche quei 3 punti lì. Bene, ringraziamo l'allenatore Brizzi del Castiglione e ora attendiamo qualcuno del Prato.